Presidente, prima io ho seguito con molta attenzione il suo intervento, molto così direi d'animo, no? E lei parlava di trasferimento di conoscenze grazie a tutto l'ambiente che in qualche modo forma questi ragazzi, questa università del gusto. Sì, perché trasferimento di conoscenze? Perché nel momento in cui ci saranno 24 cuochi che rappresentano 35 stelle Michelin, più che di parlare di tecnica, bisogna parlare delle loro esperienze e trasferire le conoscenze. E il bello di questo, posso usare un'espressione antica, il bello di questo master è che si trasferiscono con un sistema antico, che è quello del dialogare, del dialogo in cucina, per poi creare delle ipotesi anche di innovazione, e solo così credo escano le cose fatte bene, nel senso che l'allievo sarà nutrito costantemente nell'arco dei mesi che si tratterà qui con noi, sono 5 mesi intensi, saranno 5 mesi intensi dove riusciranno a comprendere non solo l'esecuzione dei piatti, ma a capire anche determinate logiche che sottendono evidentemente a quello che sono i ragionamenti che lo chef fa, quindi un nutrimento costante e continuo di esperienza. Ecco, questa è la bellezza di questo master, che cerca di elevare il pensiero, perché poi alla fine si riesce anche ad attuare la tecnica in maniera corretta e creativa.